Sì, ci tenevo particolarmente a fare una buona prestazione. Se fosse arrivato il gol ed è arrivato, sarei stato ancora più contento, insomma. E la dedica l'ho voluto dedicare, sì, mi è venuto abbastanza spontaneo, insomma, correre da Albi Rodriguez. Sarei voluto andare anche da Andrea Rozzato, ma avrei dovuto fare spola, non avevamo tempo abbastanza, quindi la dedica era in realtà per loro due, ma per noi tre in realtà, perché arriviamo tutti e tre, insomma, da esperienze passate che riguardano anche la società avversaria di oggi, ed è una bella rivincita per me. Allora, io la sogno da diversi anni, in realtà questo è il 7° anno in cui siamo vivi, quindi sono 7 anni che penso che potrebbe arrivare, insomma, questo momento. Finalmente è arrivato, ero molto gasato, emotivamente molto vivo, e ho detto anche in spogliatoio, pregare ai miei compagni, insomma, che se è vero, insomma, che come esseri umani, insomma, ricerchiamo emozioni, qui ne avremmo trovate, insomma, abbastanza, e quindi di goderci questa gara. E credo che sia stato così, insomma, tanti di noi erano molto emozionati, tanti di noi aspettavano questa partita. Il derby è sempre un derby, però questo in particolar modo aveva qualcosa di più, quindi bene che abbiamo vinto, abbiamo dimostrato, insomma, che in questa categoria possiamo dire la nostra. La scelta di mantenere la stessa squadra degli ultimi anni come ossatura è la stessa praticamente dell'anno scorso, non sia tanto una scommessa, nel senso, io ci credo molto in questo gruppo, ma non solo io, il mister, lo staff, la dirigenza, la società, insomma, ci conosciamo da tanto tempo e siamo davvero anche un bel gruppo fuori, esternamente, insomma, non solo in campo, quindi le cose, diciamo, funzionano e vengono molto spontanee tra noi, e credo che possa essere, insomma, un'arma in più. Per adesso è un po' presto, insomma, sono 5 partite, però per adesso la classifica dice che forse, in qualche modo, qualche ragione c'è in questo senso, quindi andiamo avanti partita per partita, come ci dice sempre il mister. L'unica cosa a cui dobbiamo, insomma, fare attenzione è di non adagiarsi. Non dobbiamo adagiarci, perché abbiamo visto che nel momento in cui siamo sul pezzo, diamo il 100%, mettiamo in difficoltà anche le squadre che stanno puntando alla vittoria del campionato, come è successo col Villorba, ottima squadra, però sì, non siamo sicuramente, insomma, una squadra che spacca il campionato, quindi dobbiamo mantenere sempre il 100% della nostra concentrazione.